Restiamo in campo agricolo ma per un altro motivo. Mai visto un numero così alto di trattori in pieno centro a San Donà di Piave, dove si sono dati appuntamento gli agricoltori e gli ambientalisti del Basso Piave per protestare contro il tracciato basso della linea alta velocità, alta capacità Trieste-Venezia. La cronaca. Agricoltori messi in croce dalla TAV. Erano un centinaio i trattori che manifestavano sabato in piazza Indipendenza a San Donà di Piave contro il tracciato basso della TAV. L'intero mondo agricolo ha invaso il centro cittadino e con loro Legambiente e i rappresentanti della provincia, parlamentari, sindaci e amministratori locali dei territori del veneziano che verrebbero attraversati dalla linea dell'alta velocità, in tutto 400. La protesta non è stata organizzata contro la TAV, ma contro il tracciato che andrebbe a distruggere il territorio. Agricoltori e enti chiedono solo di poter partecipare alle scelte e le scelte di percorso ferroviario sono più d'una. Non solo il tracciato vicino alle spiagge, ma anche quello a lato dell'autostrada A4 e quello lungo gli attuali binari della ferrovia. Di queste ipotesi vogliono discutere organizzazioni agricole e rappresentanti politici per decidere insieme quale sia quella di meno impatto per il territorio del Basso Piave, quella che consentirà di rovinare meno l'ambiente e consumare meno terreno. La provincia di Venezia si è fatta portavoce degli enti locali. Il vicepresidente della provincia, Mario Dalla Tor, durante la manifestazione ha ribadito: vogliamo avere gli studi di tutti i possibili tracciati per decidere quale sia preferibile. E proprio su richiesta della provincia, l'assessore regionale alla mobilità, Renato Chisso, ha accettato di rinviare il termine per la presentazione delle osservazioni al progetto, che scadeva il 19 febbraio, alla seconda metà di quest'anno. E adesso i commenti del sindaco di Musile, l'onorevole Gianluca Forcolin, e dell'assessore provinciale alla viabilità, Emanuele Prataviera. Sindaco Forcolin, non è un no alla TAV ma è un no al tracciato basso. Sì, non è un no alla TAV, in effetti le associazioni di categoria hanno rappresentato questa sera le loro istanze di tutela del territorio agricolo, hanno chiesto la partecipazione, c'è stata, di tutto il mondo politico, trasversale, dal centro-sinistra al centro-destra, per difendere questa categoria, per difendere l'agricoltura, per difendere questo tracciato che distrugge ed è troppo impattante per quanto riguarda il territorio del Basso Piave, per cui hanno voluto dare un segnale, è stato accolto dalla parte politica per dire no, dobbiamo discutere anche su tracciati alternativi che siano meno invasivi e che tutelino quello che è il mondo agricolo e l'importanza di questo territorio. Una manifestazione strumentalizzata. Sì, purtroppo sì, spiace notare che è vero non c'erano le bandiere di partito, ma il il Partito Democratico aveva già annunciato nei giorni scorsi nella stampa che sarebbe stato presente in piazza. Difatti si è fatto sentire confuso tra la gente che giustamente era qui per difendere il proprio territorio, strumentalizzando quando parlavano gli esponenti della provincia e del Parlamento di centrodestra, e quando invece le stesse cose venivano dette dagli esponenti del centro-sinistra venivano applauditi. E questo spiace notare perché è stata una chiara intenzione di strumentalizzazione politica della manifestazione che, ripeto, abbiamo aderito anche noi, perché io sono segretario provinciale della Lega Nord e ero nel palco. Noi stiamo facendo tutti gli interessi, stiamo cercando di fare tutti gli interessi dei cittadini, però di sicuro gli interessi dei cittadini non si fanno applaudendo e denigrando le persone quando dicono le stesse identiche cose, però appartengono a due schieramenti politici diversi. E se posso aggiungere un motivo di merito, soprattutto per quanto riguarda l'operato della provincia di Venezia, che è a chiara guida leghista da parte della presidente Francesca Zaccariotto, è stato ribadito e sottolineato tutte le associazioni di categoria che hanno lodato il lavoro che è stato fatto mercoledì scorso alla presenza anche loro della presentazione di tutte le criticità del tracciato, e quindi voglio dire, il PD questa volta ha veramente strumentalizzato, e per l'ennesima volta, dopo averlo verificato alla Camera, la propria azione è tesa solo a un consenso elettorale e non certo a far gli interessi dei cittadini.